non te l'ho fatto. Visto? Ma io. Sì, guarda. Piano. No. Aspetta che lo shakeriamo un pochino. Shakera, 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 shakera. Lo tengo io, altrimenti cade a terra. Tu soffia qua. Tieni. Sì. Appena comprato? No, abbiamo fatto la nostra miscela per le bolle fatte in casa. Mamma, vuoi vedere una cosa? Fai più là a farla, amore, perché così mi gocci tutto qui sulla tavola. Lo faccio io? Devi soffiare. No, l'ho scoppiata. L'euforia delle bolle. Tieni, soffialo tu. No, tu. Tu. Ecco, una volta, quando ero piccola io, bastava prendere l'acqua, il sapone per i piatti e mille bolle che non finivano mai. Ultimamente ho constatato, anche grazie ad altre mamme, che non funziona più così. Sarà che il sapone non è più quello di una volta? Sarà che l'acqua non è quella più di una volta? Non lo so. Comunque, in questi giorni ho sperimentato la nostra miscela per fare le bolle, che Quanto è gigante. non scoppiano subito, che volano un pochino e che permettono di fare bolle veramente grandi. Adesso ti lascio subito dopo il tutorial, ti faccio vedere gli ingredienti per realizzarla. Così, se vuoi puoi farla anche tu, mi raccomando, se la fai scrivimi, taggami, così ti posso anche ricondividere su Instagram, e se questo video ti è piaciuto iscriviti al mio canale. Ciao!
un pasticcio. Wow! Ah! Questo non sembra un pupazzo di Nemo.